Un applauso per Giorgio Massari. Torna a Massaua. Io adesso chiedo un attimo a Marco Corteno di alzarsi, perché bisogna far posto alla signora che non vuole arrivare a dirsi in pubblico, però useremo la forza, tanto non è cambia, così che tanto ti trattano le donne, per farla accomodare qui. Signori Denise Presi e Ugo Bolli. La recente esperienza di sognare macchina. Io ti metto qui il microfono così ti puoi dire la tua battuta che mi avrai un emendamento. Però ho avuto la soddisfazione di farle dire qualcosa. Ha detto qualcosa, nessuno può negare che ha detto qualcosa. Lei dice lui è Ugo, e Ugo però l'ho scoperto in realtà di recente ha anche un grande talento di interprete e quindi va e interpreta. Questo è l'inizio del nostro racconto che si intitola Si può dire non facciamo spoiler se diciamo. È l'unica cosa che possiamo dire senza fare spoiler, è il titolo che è Requiem, e il racconto si apre sulla spiaggia di Genova Pra il 18 giugno del 1949, parte così. Il verso dei gabbiani nel cielo del porto a Levante ricordava il suono di una radio sintonizzata sul canale morto. Al vecchio piacevano i gabbiani, gli piaceva guardare, contare, osservare le loro evoluzioni, sapeva quello che si diceva dei gabbiani, che erano bastardi, che cavavano gli occhi ai naufraghi per mangiare. Forse era anche vero, chissà, non gli importava. Erano belli da vedere, spesso sul fondo delle cose belle c'è una punta di cattiveria, un nocciolo duro, d'odio. C'erano giorni in cui dava a ciascuno di loro un nome, a volte li riconosceva, il giorno dopo li salutava chiamandoli per nome mentre passavano veloci sulla spiaggia, sulla baracca di lamiera che chiamava casa. I bagnanti allora lo guardavano con sospetto, i pescatori scuotevano la testa, a lui non importava. Quelli erano i momenti in cui era certo di essere lucido. C'erano giorni invece in cui non riusciva a ricordare neppure il suo di nome. Sopra la cassa dei soldi della baracca teneva una vecchia radio e dalla radio, quel giorno, uscivano solo i suoni, le parole che lo avevano accompagnato per tutta la vita. E capitava spesso, chissà perché. Combattenti di terra, di mare, dell'aria, camicie nere, della rivoluzione dura, delle decisioni irrevocabili, della dichiarazione di guerra già stata consegnata, era ubriaco quel giorno. Nell'osteria di paese la gente bestemmiava sottovoce, però che non si sa mai chi ti ascolta. Alcuni si alzavano per tornare a casa dalle mogli, dai figli, dai vecchi. Uscendo passavano davanti agli squadristi che avevano piazzato gli altoparlanti in piazza e urlavano luce, luce, accompagnando i passaggi salienti a cui non ne fregava un cazzo, degli uni come degli altri. In guerra non ci sarebbe andato. Oggi avrebbe bevuto fino a finire sotto il tavolo, protezione apparentemente comune anche ai pochi altri avventori rimasti. Solo l'oste annuiva pentito con le braccia incrociate, ogni tanto di solito fuori tempo, salutava il suo duce. A lui non ne fregava un cazzo degli uni come degli altri. Oggi avrebbe bevuto, domani se l'era sempre cavata in qualche modo arrangiandosi, se la sarebbe cavata ancora arrangiandosi. Era furbo lui, più furbo degli altri. Maria glielo diceva sempre. Quel giorno là, mentre il duce sbraitava, mentre l'oste annuiva, mentre l'abisso si spalancava, lui era ubriaco e riusciva a pensare solo al culo di Maria. When we're out together, that's 105 che cantava la radio, lui la conosceva bene quella canzone.
cavallo di battaglia. Provò ad accennare qualche passo di danza nella baracca, le gambe non lo reggevano più. E dire che proprio grazie a quella canzone aveva vinto il primo premio nel Circolo dei Signori solo 20 anni prima. E non era malato allora. Non aveva le figli della cirrosi, non era pazzo, era bello come il sole, giovane, ed era il miglior ballerino della zona. Come erano tutti orgogliosi di lui gli amici, sua moglie, anche quando tornato a casa ubriaco l'aveva gonfiata di sveglio ed era uscito subito per andare a trombarsi la cameriera del circolo. Quelli erano i tempi. Spense la radio anche se sapeva che era inutile. I sogni continuavano. La radio non funzionava, era un lontano che aveva trovato sulla spiaggia. I sogni non provenivano da lì, gli aveva detto. C'è qualcosa che possiamo dire su questo racconto di cui non si può rivelare nulla perché altrimenti si bruciano totalmente. Quindi possiamo dire in che epoca è ambientato perché siamo tra un momento di guerra e un subito. Esatto, si passa dal 1944 al 1949 perché dovevamo rimanere dentro il decennio a tutti i costi. Questo No, questo era per non sforare assolutamente. Le punizioni corporali da parte Gravissime, non volevamo assolutamente rischiarle, quindi siamo rimasti lì e ci siamo raccontati delle storie di famiglia, al punto che facciamo fatica adesso a farla vedere ai nostri genitori questa cosa, perché qualcuno, anche se qua ci sono eventi, diciamo, che ovviamente non si sono mai verificati, però qualche personaggio, magari qualcuno potrebbe anche riconoscerlo e aversene a male. solamente quello che parlava C2C. Bravo. Avrei scommesso. Per cui no, niente, noi siamo partiti da un'idea, da una scena molto precisa in cui c'erano elementi, Elementi che non diciamo. elementi che non diciamo ma che in realtà possiamo dire perché poi quella scena ci è servita come spunto, l'abbiamo poi buttata via e ne abbiamo scritto un'altra storia completamente, ma se non avessimo avuto quella piccola idea non saremmo qui e forse sarebbe meglio. Grazie. Tu naturalmente sei d'accordo. Certo. Fai certo sì verso la videocamera. È molto d'accordo. Benissimo, nuovo tuo comico. E un polli. Sottolineiamo sugli anni 50 perché Giulio Leoni sarà da qualche parte a Roma, non sappiamo in quale secolo, però sappiamo che qui presente Claudio Asciutti. Claudio Asciutti che era nelle vesti di Bucatori, in una puntata precedente quando abbiamo parlato di sognavamo macchine volanti, in questa circostanza appare come autore. Ora immagino che Daniele Campiano abbia detto anche a te, mi raccomando, non uscire neanche un minuto dagli anni 60. Poi tu l'hai guardato con la faccia del curatore, quindi sai come un curatore può guardare un altro curatore, e sei riuscito deliberatamente, perché sei riuscito a fare quello che forse potremmo cercare di definire come un romanzo di fantapolitica retroattivo che è ambientato fra il 1967 e calcolerei il 2017. Quindi sei riuscito a mantenerti fedele a Claudio Asciutti, andando un tantino avanti nel futuro, però contemporaneamente fedele ai dettagli dell'antologia, parlando degli anni 60 che era il decennio che ti aspettava. E a questo punto di quello che puoi svelare su questo racconto. L'idea era sostanzialmente questa, di cominciare a fare un racconto che fosse ambientato
letterato degli anni 60 avesse un senso, il discorso degli anni 60 avesse un senso rivisto e soprattutto servisse in qualche modo a discutere alcuni temi che mi interessava discutere nell'ambito di quello che è il genere umano, principalmente perché, come prima stava dicendo Andrea, il problema del noir è quello di attualmente i critici del noir cercano di vedere in tutti i modi come una forma di analisi sociologica della realtà, esattamente come negli anni 70-80 i critici vedevano la fantascienza nel medesimo modo. Era successo diverse volte di andare a un convegno giallo, un convegno fantascienza, sentire spesso anche le stesse persone che agivano nei due settori dire le stesse cose. E allora mi era venuta l'idea di ribaltare tutto il problema cercando di trovare, anziché chiamiamola una fisica sociale, raccontare una metafisica sociale, cioè partendo dall'idea che lo scontro generazionale, lo scontro degli anni 60 non fosse altro che la compagine di uno scontro molto più grande, uno scontro appunto, un racconto di cose, funziona poi di un racconto che chiamiamo metafisico. Io ho preso gli anni 60 perché era stato il periodo in cui appunto la dinamica sociale non era stata ancora reggimentata dalla politica, cioè gli studenti di destra e di sinistra per un brevissimo momento si trovano uniti a combattere assieme, poi arrivano i partiti da una parte e dall'altra, imbavagliano tutta questa gioventù rissosa, combattiva e ribelle, e per tutti gli anni 70 questa gioventù si uccide uno con l'altro senza nessuna apparente motivazione. E a me interessava mettere in luce questo aspetto, questo paradosso della politica italiana e della storia italiana, tra l'altro. Un momento di religioso silenzio, come si dice in alcune serate che facciamo a Milano, perché non possiamo rivelarvi altro, ma in effetti quello che ha osservato Claudio, che sviluppa nel suo racconto, è un'improvvisa lettura storica molto interessante. Io che sono un fanatico a volte del complottismo e altre volte un fanatico dell'anticomplotismo, mi trovo meravigliosamente a casa in questo racconto che sostiene ambedue le posizioni in una maniera, una conciliazione magnificamente zen, potremmo dire. Viene anche così un vago sospetto che il protagonista del racconto sia una trasposizione autobiografica in qualche modo romanzata dell'autore. C'è qualche esperienza personale o è tutto opera di fantasia o è un tuo io di un altro universo parallelo? No, dal punto di vista autobiografico, a parte quelli che sono i racconti che si sentono spesso, cioè si sentivano fatti dagli anziani nelle osterie, nelle bocciofile, posti che la gente raccontava sempre tutta una serie di cose più o meno vere, e poi si incontrava tutta una serie di personaggi che facevano politica che a loro volta raccontavano tutta una serie di cose, poi a distanza di anni scoprivati che non era vero, no, di autobiografico in realtà non c'è nulla se non questa equidistanza di parlare, cercare di stare al centro di una situazione senza necessariamente leggere la realtà come ci hanno insegnato a leggere fino adesso, cioè secondo me è un problema sostanzialmente altro, né da una parte né dall'altra, credere a quello che ci viene detto. Quindi un centro che non è né centro-sinistra, né centro-destra, neanche un DC, un centro al di sopra di tutte le cose. Mi lascia con questo sapore enigmatico delle illustrazioni di Claudio Asciutti, perché secondo me è perfetto così. È sufficientemente enigmatico da stimolare la curiosità, però è un bellissimo racconto, meravigliosamente tipico del suo essere, tipicamente artistico.
Quindi un applauso. Grazie.